professore Stagno dell'Istituto Alberghiero di Lazio, del Montuso. Mi fa vedere qualcosina. come inizia a lavorare oggi. Più lo zucchero viene tirato, più assume il colore perla. Inoltre il maestro Ignazio Stagno fa dei corsi, quindi per chiunque volesse avvicinarsi a quest'arte può rivolgersi alla FAX. Abbiamo una vasta gamma di corsi per chi volesse avvicinarsi a questo mondo. Poi naturalmente in base a quanti petali uno vuole inserire nel fiore, quindi questa è una lavorazione base. Si tira appunto l'isomanto, si applica sul silicone, sullo stampo di silicone. Vedete? Il problema è che comunque la temperatura quindi raffredda immediatamente, quindi rischia di spaccarsi. Derivato dallo zucchero, quindi è isomanto, esattamente. E praticamente viene praticamente portato, viene portato a una temperatura di 175 gradi questa polvere, viene cotto, poi viene versato all'interno degli stampi e dopo inizia praticamente la lavorazione vera e propria sotto la lampada di lavorazione. Quindi poi si inizia a lavorare praticamente là. Lo utilizzano anche all'interno delle pasticcerie, soprattutto all'interno delle pasticcerie, praticamente il potere dolcificante è inferiore rispetto al saccarosio, quindi al comune saccarosio, quello che utilizziamo noi in cucina, quindi al bar, dove lo zucchero semolato praticamente. Quindi praticamente solo che negli ultimi anni, quindi da 10 anni a venire a questa parte, lo utilizzano solo e esclusivamente per sculture, perché una volta lo zucchero artistico veniva lavorato con lo zucchero semolato, con il glucosio, solo che dopo un certo periodo, dopo 2 o 3 giorni, i pezzi iniziavano a cadere su. Quindi adesso con l'isomalto hanno risolto tutto questo problema, perché comunque tiene, diciamo, sì, esattamente. Però naturalmente è sempre difficile quindi da lavorare, perché comunque ci vuole manualità, richiede pazienza e un allenamento duraturo nel tempo. E questo è il metodo di conservazione, quindi diciamo che il cloruro di calcio è importantissimo per l'umidità, quindi per l'umidità è importantissimo. Sono praticamente i sali che utilizziamo anche a casa per l'umidità. Esattamente. Ecco, questo di qua invece non è satinato, quindi questo è colorato, però praticamente non è satinato, quindi che significa? Nel momento in cui io vado a satinare, allora, vedete che cambia completamente aspetto. Ma questa colorazione? La colorazione la dà lei con... Sì, la colorazione la do io, utilizziamo colori idrosolubili, quindi sono in polvere e viene fatta una percentuale, quindi fa 25 grammi di colore, 125 ml di acqua. Viene frullato e poi per dare delle colorazioni abbastanza forti. Vedete? Quando più lo tiro, naturalmente perde, diciamo, esattamente, però praticamente vediamo che comunque cambia totalmente aspetto e diventa più perlato. Ah, quindi è la lavorazione che dà quell'effetto perlato. Esattamente. La lavorazione. Più lo si tira e più assume l'aspetto perlato. Cioè perde poi la densità il colore. Esattamente. Allora, adesso La ragazza allora, adesso vediamo, quindi sto realizzando una pallina soffiata. Allora, per vedere un po' come viene soffiato lo zucchero e come lo soffiavano. Inserirà
il beccuccio della pompetta all'interno dell'isomalto e soffierà dentro, in modo delicato chiaramente. Ecco, vedete? L'aria spinta all'interno. Bravo. Viene sempre raffreddata. Poi solitamente viene messa quindi all'interno della scultura così, in questo modo, quindi si può attaccare poi tutto in base a quello che viene realizzato e che viene fatto. E poi con l'ausilio dell'aerografo si può... Ecco, sta spruzzando con l'aerografo il fiore, che assumerà un colore viola, in questo caso perché sta utilizzando il viola. E visto che il fiore è satinato, quindi perlato, di colore perlato, assumerà un colore viola perla. Va bene? Poi con l'ausilio dell'aerografo si possono anche aerografare, diciamo, le sculture, qualsiasi cosa, soggetti, sfumati. Va bene? Si può aerografare qualsiasi cosa. Il console Nino Giacobbe che vi presenta il suo museo antico, il Frantoio, al Fero. Ci parli un po' di lei, di cosa ha fatto, ci parli del suo libro Cucchiaio per la vita, cosa rappresenta. Innanzitutto il frantoio Don Bastiano è un antico frantoio che c'è a Serlo di Villafranca di Rena. È un frantoio che è stato ristrutturato, è stato reso agibile ed è visitabile. Abbiamo spesso dei bambini delle scuole che vengono, possono vedere tutti i cicli di lavorazione delle olive fino alla produzione dell'olio. Abbiamo anche degli audiovisivi che consentono di vedere effettivamente come avveniva la lavorazione con le pietre macine e con la spinta di muli o di altra forza animale. Quindi invito chiunque, l'ingresso è libero, basta avvisare e noi cerchiamo anche di abbinare la visita al museo con degli spettacoli di musica popolare. Abbiamo la disponibilità di alcuni gruppi che consentono di ascoltare della musica tradizionale di questi luoghi e questo sforzo è stato fatto proprio per cercare di mantenere la cultura contadina di queste zone. Il libro che ho scritto in effetti è una confessione che io ho fatto perché mio padre ha esercitato l'attività di pasticcere per 52 anni a Messina e come tutti i figli in genere non si presta molta attenzione ai genitori quando questi sono vivi, in vita. Si comincia a rivalutare la figura dei genitori quando purtroppo non ci sono più. Questo non perché non si vuole bene ai propri genitori, ma perché la quotidianità della vita, il lavoro, la propria famiglia ti tengono lontano dai valori che sono invece importanti e che bisognerebbe perseguire giorno dopo giorno. Quindi dopo la morte di mio padre, che negli ultimi anni di vita si era ritirato a Villafranca, a Calvaruso di Villafranca dove era nato, mettendo a posto un po' di carte, ho trovato un po' di documenti, di fotografie, ma in effetti ho trovato una cosa particolare che era un libricino rosso, che io non avevo mai visto nella mia vita, non sapevo neanche che esistesse, che era una sorta di diario che mio padre compilava
annotando le ricette dei dolci che venivano fatti nella pasticceria a partire dagli anni 30. Lui ha iniziato a lavorare credo all'inizio del 1930 e quindi anche ricette storiche di come venivano fatti i dolci in quell'epoca. Questo mi ha incuriosito e allora ho incominciato a lavorare su questo, mi sono un po' documentato e ne è venuto fuori un libretto che alla fine riproduce integralmente tutte le ricette di questi dolci e prima ovviamente c'è un po' la storia di mio padre, della famiglia di mio padre, ma inevitabilmente parlando di mio padre ho parlato di una città, ho parlato di Messina, di come si viveva una volta a Messina, quali erano i problemi, le realtà che in quegli anni, che poi io ho vissuto direttamente perché fino agli anni 70 io ho vissuto a Messina, poi mi sono trasferito per lavoro e quindi ho fatto un tuffo all'indietro cercando di raggiungere due obiettivi. Il primo di tramandare questo nobile mestiere che voi fate con documenti originali di quell'epoca. Il secondo è quello di dire ai giovani, alle nuove generazioni, che leggendo questo libro c'è un tuffo all'indietro in una città che è la nostra città, la nostra provincia, anche perché oltre che di Messina poi inevitabilmente ho parlato anche di Villafranca, delle zone dove mio padre aveva vissuto da ragazzino e poi da anziano, e quindi è un tuffo all'indietro su questo territorio. Non è niente di speciale, ho inserito anche molte fotografie perché credo che la fotografia parli a volte molto più di ogni buona e bella parola. Quindi è un libro che per la verità avevo detto al vostro Presidente che l'ho esaurito, dovrei fare delle ristampe, sono riuscito a recuperarne una o due copie e che quindi ho portato mettendolo a disposizione della vostra organizzazione. Quindi io non sono candidato a diventare uno scrittore, è soltanto un atto di affetto nei confronti del territorio di mio padre. Ancora complimenti al console Nino Giacobbe e lo ringraziamo di vero cuore per la sua partecipazione a questa manifestazione. Grazie. Quinto classificato, premio di consolazione, premio offerto da GR Estetica. Quarta classificata, di Dio Giusti. Premio offerto dal mio studio, GR Dental, sbiancamento dentale. Spartì Jessica, terza classificata, consegna premio offerto dal Bar d'Angelo, Monforte San Giorgio, Agnello Pasquale. Seconda classificata, Mannino Tiziana. Mannino Tiziana, la Sicilia, vince il libro Un cucchiaio per la vita, consegna dal console Nino. Primo classificato, la Rosa Deborah, un applauso alla vincitrice, il coniglietto Pasquale. Vince, il premio lo consegna il presidente, il vicepresidente Radicchio, il vicepresidente Giuseppe Scattareggia, un corso di 4 ore della FAP. Invito la preside Delfina Guidaldi a raggiungermi qui per parlare del suo operato, della sua scuola. Parliamo un attimo del suo istituto, Renato Guttuso. Che servizi offre? L'istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Renato Guttuso, che si trova a Milazzo, è nato 4 anni fa.
Ora la nostra generazione si trova al quarto anno. Noi realizziamo dopo un biennio comune i percorsi, l'indirizzo di pasticcere appunto e l'indirizzo di cuoco, sala e vendita. I ragazzi sono ragazzi che partecipano con entusiasmo ai nostri corsi di indirizzo. Questa è una scuola completa perché forma dal punto di vista culturale, ma forma anche per l'inserimento nel mondo del lavoro. E oggi sappiamo quanto è importante non limitarci soltanto all'aspetto teorico, ma anche sviluppare nei ragazzi capacità professionali per un inserimento proficuo nel mondo del lavoro. E sappiamo che ancora, almeno in Italia, in Sicilia, in modo particolare nella provincia di Messina, quanto importante sia la tradizione enogastronomica e pasticcera per l'appunto. Quindi non posso che ritenermi soddisfatta anche della possibilità che abbiamo avuto da parte dell'associazione FAPS che ha esteso l'invito alla nostra scuola, grazie a un professore che è un membro attivo, il maestro che avete appena visto esibirsi nella lavorazione dello zucchero artistico, che è il professore Stagno. Grazie a lui, che ha fatto da ponte tra la nostra scuola e l'associazione, oggi siamo presenti qua, ovviamente a presenziare questo importante evento e a dimostrare come la nostra scuola lavori nella direzione di formare i giovani. Speriamo che questo sia poi uno dei primi eventi e che ne possano seguire altri, perché crediamo che dobbiamo valorizzare la nostra tradizione, o perlomeno ciò che c'è di bello nella nostra cultura. Parliamo anche dell'ultimo evento che state facendo nella vostra scuola di prestigio, i corsi serali per quelle persone che non possono studiare di giorno perché lavorano, i ragazzi o chi già a 30 anni. Ti lascio la parola per dire due parole. La scuola dal prossimo anno attiverà i corsi serali per adulti per conseguire il titolo di pasticcere e cuoco. Sono corsi serali che si realizzano in 3 anni. Diamo quindi l'opportunità anche ai lavoratori di poter conseguire un titolo che possono spendere nel loro settore, nel mondo del lavoro. Questo è l'unico corso serale per l'enogastronomia che è in provincia di Messina, quindi è assolutamente per l'istituzione scolastica che mi pregio di rappresentare un evento in assoluto, però poi consideriamo anche il fatto che dà la possibilità alle persone, ai giovani adulti che abbiano compiuto 16 anni e che non siano in possesso di un titolo, oppure che abbiano già il diploma ma che vogliano riconvertirsi. Diamo quindi l'opportunità anche di una formazione che è diversa e superiore a quella che già possiedono. Ancora grazie al Presidente Delfino Guidaldi, un applauso. A dei veri e propri artisti della pasticceria, che poco fa si è tenuta una manifestazione sulla cultura con loro, organizzata dalla FAPS. Però che cos'è questa FAPS? Federazione Artisti Pasticceri Siciliani. Diamo la parola al presidente, che è Francesco Morali, che poi presenterà anche gli altri componenti di questa federazione. Ok, grazie. Allora, la FAPS praticamente è nata 2 anni fa circa. È una federazione artisti pasticceri siciliani. Siamo un gruppo di pasticceri di tutta la Sicilia, la sede ce l'abbiamo a San Pier Marina, poi abbiamo la sede a Catania a Paternò, un'altra sede a Siracusa ad Augusta e un'altra nella zona di Palermo a Partinico. La nostra associazione è composta da presidente, vicepresidente, tesoriera e segretario. Poi ci sono dei soci in tutta la Sicilia, abbiamo anche dei soci consiglieri, il signor Ettore Saia, Cettina G, Ignazio Stagno e poi abbiamo il vicepresidente Giuseppe Scantareggia. Abbiamo avuto il piacere di essere ospitati qui nella città di Sant'Erniciano, dove abbiamo realizzato questa manifestazione che era praticamente un concorso dove le persone potevano presentare la propria cultura con le uova fatta a casa, chi a legna, chi come ha meglio voluto a
praticamente decorata, e le hanno portate qui in questa sede. Abbiamo anche noi realizzato una cultura con 101 uova, con l'impasto del pane a lievitazione naturale. E poi abbiamo realizzato anche una ricostruzione del nostro simbolo, della nostra popolazione, la Sicilia, con il biscotto e decorata con la pasta di zucchero da parte di un altro nostro consigliere Fabs, Cetri, che ha realizzato quest'opera. Diciamo. Io ho realizzato appunto la trinacria e poi ho decorato questa Sicilia, questo biscotto in forma di Sicilia con la pasta di zucchero, cercando di riprodurre quanto più fedelmente il nostro logo. Abbiamo realizzato una scultura di zucchero, quindi una PS artistica, zucchero tirato, colato e soffiato. Naturalmente viene lavorato con l'isomatto che è derivato dallo zucchero. Si può realizzare da qualsiasi cosa. Devo dire un artista veramente, perché abbiamo seguito il nascere di questa rosa, come tutta la lavorazione, l'abbiamo registrato, quindi consiglio di vedere attentamente. Lo zucchero artistico diciamo che fa sognare, quindi spero che comunque possa realizzare i vostri sogni, no? Quindi cerchiamo sempre di più, cerco di divulgare questa antica tecnica, quindi l'arte dello zucchero artistico. E come? Naturalmente non dimenticando tre cose fondamentali, la passione, l'umiltà e i sogni verso lo zucchero artistico. E la bravura, perché sono veramente opere d'arte. Devo dire che senza modestia sei l'unico nella provincia di Messina. Sì, diciamo che sono l'unico nella provincia di Messina dove lavoro con lo zucchero artistico, poi c'è qualcuno a Catania che conosco, sono la maggior parte tutti amici miei. Io mi sono formato in una scuola dello zucchero artistico che naturalmente con Davide Malizia, che faccio anche nome, campione del mondo dello zucchero artistico a Roma, che adesso ha aperto un'altra scuola dello zucchero. Quindi solo il mio prossimo naturalmente obiettivo è quello di poter frequentare la scuola in Francia di Stefano Bello, che è un sogno del cassetto che spero che si l'importante è non fermarsi mai, ma cercare di migliorarsi propriamente. La nostra associazione, comunque le nostre associazioni, ognuno ha il suo compito, c'è il tecnico del panificazione, c'è il tecnico della panificazione, poi c'è il CTG che fa modeling e design, il maestro dello zucchero, abbiamo anche il vicepresidente Giuseppe Scappelli. Tutto fare della situazione. Okay. Una colonna portante. Sì. Io comunque vi ringrazio. No, prima di chiudere, Francesco, guardalo sempre la telecamera. La FAP si fa dei corsi, vuoi dire come si svolgono, se vuoi invitare persone. Chi vuole partecipare si vuole associare alla nostra associazione, siamo a San Pier Maria, via Nova numero 7, facciamo dei corsi da 20 ore, 32 ore amatoriale, dei corsi professionali da 40, 80, 120 e 160. Chi si vuole avvicinare a noi siamo sempre a vostra disposizione, corsi di cake design, zucchero artistico, facciamo pasta fresca, panificazione. Esatto, facciamo 22 tipi di corsi. Chi si vuole avvicinare a noi siamo aperti a tutti. Come fare? Come fare? Andare sul nostro sito www.fapssicilia.it, c'è l'iscrizione, il regolamento e tutto quello che serve per l'associazione, si fa un numero, c'è un numero di conto corrente, si fa un versamento a questo numero di conto corrente e si fa parte della nostra associazione. Poi chi si vuole fare la divisa quello è una cosa a parte, chi no può partecipare a tutti i corsi e concorsi con la FAPS. Per chi volesse chiedere informazioni c'è un numero di segreteria, sì. Quindi organizzate al massimo. Sì. Non si tralascia niente. Niente, completamente. Siamo San Prodi in carne. Dobbiamo valorizzare specialmente San Pierniceto, tutta la Sicilia. Però siccome siamo di San Pierniceto dobbiamo portare avanti il bel paesello, come dici sempre tu. Ma speriamo che il paesello risponda. No, come questo oggi diciamo. Vabbè, noi siamo sempre l'impegno è sempre massimo. Spero che chi è venuto questo oggi lo vedrà registrato e capirà cosa si è perso.
Bene così. Pazienza. Ci saranno altre occasioni. Sì, Certo. sicuramente. Questo speriamo che, come ha detto pure Domenico Anastasi, Presidente del Consiglio, sia la prima di una lunga collaborazione. Speriamo che un altro anno Noi siamo come più. liceo di web cercheremo ora di fare anche delle riprese quando fate dei corsi. Ok, a me ci fa Così molto piacere fare dei corsi insieme a noi e anche delle degustazioni finali che noi poi facciamo. La cosa più importante. La cosa più importante. Per me. Giustamente. Si vede. Ringrazio il professore Stagno, un artista. Villafranca Zucchero. Complimenti per i giovani, è andata a Roma. Complimenti per la Sicilia come è decorata. Pappuzzo. Grazie, molto Cici, gentile. e grazie alla FAPS e grazie a tutti. Alla prossima. Siamo in compagnia di due componenti della locale Prologo di San Pier di Cielo, che sono Pier Giovanni Minuto e la signora Francesca Bottani, che ora magari ci parleranno di questo Prologo, dei progetti, della manifestazione di oggi. Cominciamo con la signora Francesca Bottani. Cominciamo con la manifestazione di oggi. Noi abbiamo accettato di buon grado l'invito fatto dal maestro pasticcere Radicchio perché rinnovare le tradizioni nostre sono un fatto culturale e un fatto anche di crescita delle persone che questi avvenimenti culturali una volta non li conoscono. Quindi, come ripeto, abbiamo accettato la manifestazione, è andata bene. Speriamo che la prossima volta ci riusciamo a coinvolgere tutti questi. Magari il tempo è un po' in incremento, quindi I programmi del lavoro, in particolare l'estate prossima sarà la consegna della targa ad un personaggio San Piroto che si è maggiormente distinto nelle varie discipline mediche, culturali, eccetera. L'abbiamo fatto già per 2 anni e pensiamo che nel tempo. No, relativamente alla giornata di oggi, questa manifestazione, anche se il tempo, magari tempi ristretti per l'organizzazione, non hanno portato, diciamo, quel pubblico che noi speravamo, è riuscita, grazie soprattutto al signor Radicchio, Presidente della FAPS, Giuseppe Scattarreggia, Vicepresidente, che sono stati impeccabili nel realizzare tutto quello che è accaduto. Quindi sono stati bravissimi, noi li ringraziamo e ringraziamo anche soprattutto voi Milano TV che costantemente continuate a seguirci e, diciamo, a promuovere quello che è il territorio di San Pier di Cielo. Grazie. San Pier di Cielo in tutto il mondo. Quindi grazie. Siamo sempre disponibili. Quindi abbiamo un unico obiettivo. Infatti. Grazie signora Francesca Bottani, grazie per Giovanni Minuto e alla prossima. Grazie a voi.